Ehi, ciao! Vuoi realizzare un progetto con me? Ti assicuro che è davvero facile, puoi farlo anche tu, anche se non hai mai cucito in vita tua. Allora, per prima cosa, procurati un tappo di una bottiglia, semplice semplice. Allora, prendi un tessuto, questo tessuto abbiamo detto dell'aiuta, ma può essere anche qualsiasi altro materiale, e con un semplice ago, un filo, comincia a cucirlo, guarda, è semplicissimo, vai su, vai giù, vai su, vai giù, ok? È meglio se utilizzi un filo grosso perché questo materiale tende a far fuoriuscire il filo, ma con un normale tessuto, per esempio, non so, anche una vecchia maglietta, per esempio una vecchia t-shirt, lo puoi realizzare. Sono diciamo dei piccoli segnaposto oppure ancora dei piccoli pensierini, perché no, puoi anche usarli come bomboniera. Questa è la bomboniera fai da te, ok? Che tu regalerai a tutte le tue. Vedi, ad un certo punto il vestito si arriccia e poi lo fermi, basta unire praticamente, guarda, la parte dalla quale tu hai cominciato alla fine e voilà il risultato, eccolo qui. Facciamo insieme, chiudiamo, tira, arriccia, ok, e fermi il lavoro. Ecco, realizzata la piccola gonnellina o comunque vestitino, vedi tu come te lo vai ad incollare sopra il tuo tappo di sughero. Fai così, ecco fatto, vedi? Ora io mi sono procurata, vedete, del piccolo nastrino, insomma. Questo nastrino è un po' particolare, vi spiego perché. In realtà non devi per niente cucire per un semplice motivo, perché qui c'è, vedete, un filo che tu tiri, se riusciamo con queste unghie, ci piega una vita, ce la possiamo fare, ok? Tiri, ok? Lo tiri anche da questa parte, vediamo un attimo, ce la possiamo fare, eccolo qua, tiri e poi praticamente unisci insieme i due lati, ok? Quindi poi lo fermi, fai un bel nodo e voilà, e hai il tuo collettino del vestitino. Adesso non ci serve e lo andiamo a incollare sopra il nostro tappo. Ecco. Vediamo di non farci male. Ok, vediamo di non farci male. Ecco qua. Abbiamo fatto il nostro colletto. Adesso vi assicuro che arriva la parte più divertente. Abbiamo la testa e a questa testa noi dobbiamo mettere i capelli, ma poi dobbiamo disegnare il viso. Dovete divertirvi, avete capito? Sì, divertitevi, perché ognuno le faccine le disegna a modo suo e secondo poi le proprie capacità. Innanzitutto incolliamo la testa, ok, al vestitino. Così la posizioniamo bene e cominciamo a guardarla. Ora queste testine di legno le trovate facilmente su Amazon, ma comunque anche in tanti negozi di bricolage, di hobbistica, ma anche in alcune mercerie potete trovare, hanno un costo veramente irrisorio, non sono veramente così costose. Ecco fatto qua. Ora, per prima cosa dobbiamo delimitare il viso, quindi io vado a creare i capelli. Come li creo? In una maniera facilissima, faccio vedere. Ora prendiamo della semplice lana, la avvolgiamo diciamo per 2 o 3 volte attorno alle dita. Questo è anche un sistema poi per fare i pompon, un giorno ve lo faccio vedere. Quindi taglio qui, prendo un altro pezzetto di lana, lo avvolgo attorno in questo modo e lo lego insieme in questo modo. Vediamo un po' se non ho fatto qualche casino, ce la possiamo fare. Ok, ecco qua. Questi sono i primi ciuffetti di capelli, ne realizzo tanti e poi li vado a incollare sulla testa, vi faccio vedere. Allora, io ho realizzato un po' di ciuffetti che adesso andiamo ad incollare sulla testina. Io comincio ad incollarli dalla parte sul retro, il retro per me è questo dove vedete il vestitino si chiude, e comincio ad incollare un pochettino i capelli. Adesso vi faccio vedere, così con della colla a caldo. Ecco, mi raccomando, fate attenzione, la colla a caldo è un'amica, ma di quelle terribili che ogni tanto ti tradisce. Bisogna fare veramente attenzione perché il rischio di farsi male è davvero elevato. Le temperature sono elevate, non fate caso alla mia pistola, mi è caduta, si è rotto il beccuccio, sono in attesa della nuova, prima o poi arriverà.
quindi mettiamoci, vedete, io ho lasciato la parte centrale perché lì andremo a disegnare il nostro viso. Eccola qua, guardate un po'. Ora vado a ritagliare con la forbice un po', diciamo, l'eccesso. Così, ritagliamo l'eccesso. Voi potete anche tenerli a una questione di gusto. Ora arriva la parte un po' più difficile, ok? Nel senso che più difficile se vuoi praticamente fare qualcosa di un po' più professionale, se quindi utilizzi per esempio una penna che poi non è cancellabile, ma sicuramente voi potete utilizzare una matita prima e poi sopra andate a ricalcare con un pennarello, oppure perché no, dategli veramente, realizzate la mini-me, la vostra mini-me, quindi andatevela a disegnare su questa bambolina. Allora, adesso arriva la parte più divertente in assoluto. Dobbiamo disegnare gli occhi. Ora, ognuno, come vi ho detto prima, li può dipingere proprio come vuole. Perché non fare una mini-me, una mini-voi, una mini-te? Facile, dai, forza, divertiti e poi fammi vedere che cosa hai realizzato. Non parlerò tanto perché non è un lavoro poi così semplice. Vi faccio vedere come disegno gli occhi, ma cambio la camera. Allora, innanzitutto realizziamo gli occhi. Io li ho tracciati in questo modo. Penso a queste bamboline, penso un po' alle bambine manga, ma io non ho queste competenze, ma ok, vediamo questo dei limiti. Poi comincio a colorare la parte sopra in questo modo. Ok, in questo modo. Poi cosa faccio? Comincio a fare le ciglia. Ok, la nostra bambina comincia a prendere un po' la sua forma. Poi facciamo le ciglia. Ok, e poi facciamo la parte sotto, idem. Ok, ora facciamo un po' il nasino. Ok, e poi facciamo la bocca, vediamo un po'. Non deve essere per forza una bocca di quelle classiche, Questa ha lo sguardo un po' birichino. Poi facciamo gli occhi, le pupille. Ecco qua. Vediamo un po' se comincia a prendere forma. Facciamo gli occhi, paio di occhi, paio di occhi. Niente di particolare, per ora è solo così. Adesso questa mini-me è un po' birbante, ok? Ora io utilizzo questo per fare le guance del faldo normale, vi facciamo le guanciotte qua, vedete belle rosa, le delimitiamo anche da questa parte, fate asciugare un attimino, le mettiamo un po' così, ok, e poi niente, divertiamoci a creare dei punti luce qui, vedete dei piccoli pallini bianchi qui, dei piccoli pallini bianchi qua, e poi andiamo a colorare i punti luce sugli occhi. I primi qua sembra un po' spiritata, ma non preoccupatevi, e poi qua. La bimbettina comincia a prendere forma, a dare sempre un'espressione alle proprie bimbine. Questa, devo dire la verità, è un po' furbetta, però voglio dire, forse sono io in questo momento. A questa bambolina manca qualcosa, veramente mi sono dimenticata, mancano le braccia. Per realizzare le braccia basta prendere un condoncino e mettere due piccole palline, ma manca il tocco finale. Vi faccio vedere cosa. Questa bambolina l'ho pensata per la Pasqua, infatti trovi il video completo nella nostra pagina Facebook e anche negli altri social, quindi anche su YouTube. Mancano che cosa? Le orecchiette, ragazze, quindi facciamo le orecchie in questo modo. Aspetta un attimo, che ce la possiamo fare? Eccole qua. Due orecchie, ok, che vado a incollare sopra i capelli della mia bimbetta birichina. Se riesco a farlo, perché con questa pistola è un disastro. Non un disastro nel senso che la pistola è buona, non per fare pubblicità, però vi faccio vedere la bimbetta, vedete già gli occhi, ecco qua. No, non mi rappresenta molto, però
È una piccola idea, un'idea facile che potete realizzare. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Questa è la versione del tutorial, ok? Vedete che c'ha le braccia, e questa è la versione che abbiamo realizzato insieme qui. C'è un'altra piccola differenza. Per questo tutorial io ho utilizzato, guardate, un rocchetto usato, quindi ho finito il filo, l'ho conservato, non l'ho gettato. In questo modo è più facile che la bambolina resti in piedi. Questo è un po' più difficile, ma se avete una piccola base, che può essere anche una base di legno piuttosto che qualcosa di rigido, va bene uguale, la incollate ed è pronta. Questa è la pupettina che ho realizzato per il tutorial. Questa invece è quella che abbiamo realizzato insieme, e a cui mancano le braccia, vabbè, ok, le metterete voi. Guardate gli occhi, sono diversi. Oggi Maria è così, l'altro giorno Maria era un po' candy. Ciao, al prossimo tutorial. Cucù. Alla fine le braccia gliele ho messe, scusate, le avevo dimenticate. Eccola qua, la mia bimba birichina. Ciao.